Ma io non vorrei tediare nessuno con argomentazioni tecnico-giuridiche che magari in questa sede non sono le più appropriate, perché questa è una sede di dibattito politico. Ma se una decisione della Corte internazionale di giustizia viene criticata, Corte internazionale di giustizia, non giudice di pace di Campo San Piero, con tutto rispetto, viene criticata perché 4 giudici su 14 hanno espresso parere contrario, mi pare che la tesi sia un po' debole. Comunque prendiamo atto anche di questa considerazione, che peraltro è corretta, su questo punto siamo d'accordo. Sulle questioni storiche della creazione di stati federali per disaggregazione dello Stato centrale, l'argomento è più delicato e più ampio e comunque non è mia competenza, visto che ho la figura certamente autorevolissima del professor Favro al mio fianco che può replicare. Sull'attualità, l'articolo 116, che era un po' quello che diceva anche Jacopo Berti e anche D'Inca sulla questione della procedura 116. 116 della Costituzione prevede che vi è una possibilità di avere un referendum per andare a trattare con lo Stato maggiori poteri. Cioè, voi capite che è tautologico, no? È chiaro che la gente, se gli chiedi vuoi, che so, vuoi stare meglio, vuoi avere più poteri, ti dice al 99% di sì, uno sbaglia e quindi dice no, ma gli altri tutti d'accordo. Il problema è che lo Stato centrale non è in grado, per le ragioni che spiegava bene Michele prima, non è in grado da ogni profilo, dal punto di vista istituzionale, normativo, dei mezzi, della discriminazione, delle alterazioni che andrebbe a dare nel quadro delle regioni italiane, a dare l'autorizzazione, lo spazio per maggiori poteri a una regione e l'altra. Se no sarebbe semplicissimo. Avete visto, abbiamo bisogno di ulteriori sconfitte. Andiamo a vedere i lavori della Commissione per la riforma del testo della Costituzione. Non è passato né l'autonomia né lo statuto speciale, non è passato nulla. Cioè, ma allora, voglio dire, l'abbiamo vissuta in diretta qualche settimana fa. Abbiamo bisogno di sbattere la testa ancora un'altra volta con un percorso lunghissimo, tra l'altro, perché non è breve. Fai il referendum, poi lanci la proposta, poi devi andarla a contrattare col governo, poi ci vuole la maggioranza qualificata, poi, nel frattempo la gente si è impiccata altre 100 volte. Cioè, voglio dire, ragazzi, no, ma dico, con rispetto dell'opinione di tutti, mi pare che sia veramente un tirarsi il pesto addosso. Per quanto riguarda la questione storica, siccome io, ripeto, non la sento corretta, io dico, ma non serve andare alle ultime riforme. L'articolo 50 della Costituzione, l'ho scritto anche questo in 4 righe nel mio saggio, quando lo scrissero aveva un secondo comma che regolava il diritto di autodeterminazione. Fu proprio Mortati a dire di toglierlo perché non aveva senso regolare una norma sovracostituzionale riducendola, ingabbiandola in un testo di diritto positivo, seppur di rango costituzionale. Quindi, cioè, non andiamo a rimestare argomenti sui quali anche tecnicamente si è consolidata una linea di condivisione, almeno non rilanciamo temi in modo capzioso, mi sia consentito, o comunque tale da non fare chiarezza. Io credo che la questione dell'autodeterminazione, dopo la sentenza del 2010, dopo la decisione, il parere del luglio 2010 della Corte internazionale di giustizia, sia veramente sulla strada giusta che ci consente a noi di andare serenamente, con determinazione, a portare avanti un atto politico, perché questa è l'indipendenza. Non è un giudice, non è un tribunale che ci deve autorizzare. Il tribunale deve dire semplicemente se è proprio fallace, ma io credo che solo un atto politico democratico sia quello che ci può portare fuori da questa situazione. Altrimenti dovremmo dire che la Costituzione è un testo sacro, che la Costituzione perdurerà così com'è, come ce l'abbiamo data per millenni ancora. La storia lo contraddice, quindi io liquido queste teorie con un sorriso. Il futuro è davanti a noi, dobbiamo prendercelo in modo responsabile, democratico e pacifico. E direi con questa ultima dichiarazione voleva aggiungere qualcosa? No, vedo dei cedimenti. Il cedimento è giustificato, adesso mi tira sempre in ballo, ingiustificatamente, perché lui è molto competente, però giustamente colgo l'occasione per la citazione di prima, Antonio Messineo, che avevo annunciato e non detto, proprio per capire che Antonio Messineo, gesuita della civiltà cattolica, nel 47 dice: state attenti, costituzionalisti, a istituire le regioni.
State attenti a istituire le regioni, perché è un pericolo. Sentite cosa dice Antonio Messineo, nativo di Bronte, quindi Sicilia. Non è difficile scorgere come l'erezione dell'ente regione possa essere causa di non lievi inconvenienti. Ma guarda un po'. Indubbiamente la formazione storica dell'Italia, ecco qual è il problema, la diversità, ha segnato le regioni nelle quali essa resta divisa, 100 anni dopo l'unità quasi, di un proprio e inconfondibile carattere, dice il siciliano di Bronte gesuita, che si manifesta ancora oggi, dopo tanti anni di unità nazionale, nella, attenzione cosa dice il gesuita, diversità degli atteggiamenti spirituali e nelle attitudini delle rispettive popolazioni, come per addietro si era manifestata nella letteratura, nell'arte, nell'intensità delle manifestazioni religiose. Cioè in Italia, ci dice Messineo, abbiamo popoli diversi. Questa è la realtà. E allora, grazie a tutti, penso che tutti loro comunque sono ancora qua, se poi qualcuno di voi vuole porre domande in privato, io spero di essere reinvitato, se avete la pazienza di sopportarmi, un'altra serata, se Luca Zaia e Alessandro Moretti accetteranno l'invito, ma devo dire che sarei molto curioso di vedere Alessio Morosin in una platea di elettori leghisti e vedere come loro reagirebbero.